Incontro talmente cordiale quello fra gli amministratori di Farra e la delegazione senegalese che una volta scambiati gli omaggi il sindaco ha indossato il vestito tradizionale ricevuto in dono, siparietto carico di simpatia a Farra di Soligo, terra di Lega, dove è arrivato in visita il ministro dell'industria del Senegal. Nella stagione degli accesi dibattiti su sbarchi ed accoglienza, ecco il rovescio della medaglia. La comunità senegalese a Farra di Soligo è una comunità ben accetta e a volte ci insegna anche come vivere, pensando che sono degli stranieri che vengono dall'Africa, che vengono da un paese lontano, hanno saputo integrarsi e sono qua che chiedono più volte anche al sindaco, collaboriamo insieme e se c'è anche qualche attività che possiamo fare per le comunità di Farra di Soligo noi siamo disponibili. Quindi questo è il massimo dell'integrazione, il massimo che si può chiedere a una comunità straniera che risiede sul nostro territorio. Stanno dando in molti casi anche una lezione di vita, nel senso che ne abbiamo tanti di nostri che sono peggio della comunità senegalese. Ad organizzare la locale comunità senegalese, una cinquantina di famiglie molto attiva nel promuovere l'integrazione. Integrazione sì, ma con dei distinguo. Non siamo arrivati sui balconi, siamo arrivati con i visti comunque. Io non lo consiglierei a nessuno, perché oltre a rischiarsi la vita, fai un viaggio che non sai neanche come andare a finire, quindi non lo consiglierei a nessuno. Sono contro quelli che sbarcano, sono contro. Sì, meglio che fare la strada giusta, chiedere il visto e prendere l'aereo e arrivare qua regolarmente. Non è il pensiero di un singolo, ma dell'intera comunità senegalese di Farra di Soligo. Il ministro si è detto orgoglioso per come è ben inserita la sua gente, tanto che ha proposto un gemellaggio fra il suo comune e Farra di Soligo. Per questi le porte sono sempre aperte, per gli altri possiamo mandarli se vogliamo in Germania, possiamo mandarli in Inghilterra, mandiamoli in Francia, però sono sempre l'idea che in Italia non è giusto che rimangano.